I grandi disseminativi sono la punta debole del sistema. Soia, colza, barbabietola, cereali come orzo, grano, ma ad attraversare una crisi profonda è soprattutto il mais, in un territorio come quello veneto che segue l'intera filiera del mangime e non solo. Ci troviamo in una situazione in cui ci arrivano migliaia di tonnellate dall'Ucraina, come sembra in prospettiva a settembre-ottobre il prezzo è destinato a calare ancora di più. I conflitti in corso fanno schizzare i prezzi dei carburanti, rendendo ancora più difficile la produzione e la coltivazione di prodotti che già versano in una condizione di crisi. Siamo di fronte a una situazione internazionale molto complicata per la quale le istituzioni devono dimostrarsi presenti e dimostrarsi attente a sostegno di queste attività e delle loro filiere. Ma non si parla solo di cereali, a mettere in difficoltà l'agroalimentare veneto anche la pesca, pressoché azzerata la produzione di vongole a causa della cosiddetta noce di mare. La pesca è una emergenza, perché noi con la pesca avevamo un'area veneziano-rodizino che poteva vivere tranquillamente, che aveva un grande reddito, che aveva una grande visibilità, in questo momento soffre. Anche qui dobbiamo in qualche maniera porci la domanda se la possiamo aiutare con il FEAMPA, con fondi europei, perché qui c'è una prospettiva di grande consumo. La priorità, secondo l'assessore all'agricoltura e pesca, è investire su filiere nuove, nel caso della pesca, quello della vongola verace e del granchio blu per creare il reddito alternativo. Intanto si prendono misure e precauzioni per un'estate che si prevede difficile. Ci sono delle previsioni di un'estate torrida. Spero che le previsioni falliscano, siano sbagliate, ma la previsione è un'estate con dei punti di calore durante la notte molto superiori a quelli dello scorso anno. Dobbiamo avere il prima possibile delle piante, delle varietà, delle sementi di tea, no? Applicate, adesso si può fare anche sperimentazione direttamente in campo senza segnale, per cercare di ovviare e superare questi problemi.